Papa Francesco ha aperto il Sinodo dei Vescovi sui giovani. Ai padri sinodali l'invito ad ascoltare i ragazzi senza pregiudizi. Responsabilità dell'Assemblea, ha detto, è dimostrare che hanno ragione a scommettere sulla Chiesa. Giovani per il Vangelo è lo slogan dell'Ottobre missionario, in linea con il Sinodo. Questa sera parte la nuova stagione di Missione Mondo. La veglia diocesana si terrà sabato 20 a Carasco. Una comunità che si apre è la missione che sta vivendo la parrocchia di San Michele di Pagana, visitata dal Vescovo per la festa del Santo. In previsione c'è l'apertura del giardino ai fedeli. Il fattore famiglia per una fiscalità più equa, assai rilevante dibattito organizzato dal Forum delle associazioni familiari, il comune interessato alla stesura di un piano sociale condiviso. Il comune di Coreglia Ligure sistema le strade di Canevale e De Zerega. Sarà sistemato il fondo per risolvere i problemi denunciati dai residenti. Previsti i lavori anche all'illuminazione pubblica e al Rio Valle Fredda. L'ambiente non è una risorsa illimitata, bisogna capire entro quali limiti possiamo sfruttarlo. A dirlo il docente universitario Giorgio Bavestrello alla giornata diocesana del Creato. Buonasera a tutti, bentornati a Tigullio Oggi. Si è aperto ufficialmente nel pomeriggio il Sinodo dei Vescovi sui giovani. Il tema i giovani, la fede e il discernimento vocazionale. L'inizio dell'Assemblea è il compimento di un lungo cammino di preparazione. Tra le altre cose, il Papa ha detto che la responsabilità del Sinodo è di non smentire i giovani, anzi è quella di dimostrare che hanno ragione a scommettere sulla Chiesa. La sintesi nel primo servizio. Inizia con un grazie. Il discorso di apertura del Sinodo è quello che il Papa ha rivolto ai giovani per aver voluto scommettere sulla Chiesa. Il Papa invita i padri sinodali a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e carità, perché, dice Francesco, solo il dialogo e la critica onesta e trasparente possono farci crescere. Il Sinodo, spiega quindi, deve essere un esercizio di dialogo, di ascolto e discernimento, che non è uno slogan e ha bisogno di spazio e di tempo. Per questo Francesco dispone che ogni 5 interventi si osservi un momento di silenzio di circa 3 minuti per permettere a ciascuno di prestare attenzione alle risonanze che le cose ascoltate suscitano nel proprio cuore. Tornando al tema del Sinodo, il Papa osserva che la Chiesa è in debito di ascolto nei confronti dei giovani e che spesso dalla Chiesa si sentono non compresi nella loro originalità e quindi non accolti per quello che sono veramente e talvolta persino respinti. Il Sinodo, prosegue, ha il compito di ascoltare davvero i ragazzi, uscendo da pregiudizi e stereotipi, uscendo anche dal clericalismo, tutti ostacoli ad un sano rapporto tra generazioni. Vale la pena di avere la Chiesa come madre, come maestra, come casa, come famiglia, capace nonostante le debolezze umane e le difficoltà di brillare e trasmettere l'intramontabile messaggio di Cristo. Vale la pena di aggrapparsi alla barca della Chiesa che pur attraverso le tempeste impietose del mondo continua ad offrire a tutti rifugio e ospitalità. Vale la pena di mettersi in ascolto gli uni degli altri, vale la pena di nuotare controcorrente e di legarsi ai valori alti, la famiglia, la fedeltà, l'amore, la fede, il sacrificio, il servizio, la vita eterna. La nostra responsabilità qui al Sinodo è di non smentirli, anzi di dimostrare che hanno ragione a scommettere. Davvero, vale la pena, davvero non è tempo perso. E questa mattina il Papa ha presieduto la messa di apertura del Sinodo in piazza San Pietro. Nell'omelia ha invocato l'azione dello Spirito Santo affinché i padri sinodali possano ravvivare la propria passione per Gesù e trasmetterla così ai ragazzi. Sentiamo. È con una invocazione allo Spirito Santo che Papa Francesco apre il terzo sinodo del suo pontificato dedicato ai giovani. Presenti sul sagrato della Basilica Vaticana i 266 padri sinodali, a cui il pontefice chiede di ravvivare la propria passione per Gesù e contagiare i giovani per renderli capaci di profezia e visione, senza farsi soffocare dai profeti di calamità e di sventura. Francesco pensa ai padri venuti da tutte le parti del mondo e si commuove citando i 2 vescovi della Cina continentale che per la prima volta possono partecipare ad un sinodo. Diamo loro il nostro caloroso benvenuto. Dell'intero episcopato con il successore di Pietro è ancora più visibile grazie alla loro presenza.
Uniti nella speranza cominciamo un nuovo incontro ecclesiale, auspica il Papa. La speranza ci interpella, ci chiede di lavorare per rovesciare le situazioni di precarietà, di esclusione, di violenza alle quali sono esposti i nostri ragazzi. I giovani, frutto di molte delle decisioni prese nel passato, ci chiamano a farci carico insieme a loro del presente con maggiore impegno. Poi lo sguardo del Santo Padre si posa sui 34 giovani tra i 18 e i 29 anni che partecipano al Sinodo come uditori e uditrici e interpreta così le loro attese. Essi ci chiedono e esigono una dedizione creativa, una dinamica intelligente, entusiasta e piena di speranza, e che non li lasciamo soli nelle mani di tanti mercanti di morte che opprimono la loro vita e oscurano la loro visione. Papa Francesco chiede ai padri sinodali di mettersi in ascolto gli uni degli altri per discernere insieme quello che il Signore sta chiedendo alla sua Chiesa. E badiamo bene che non prevalga la logica dell'autopreservazione e dell'autoreferenzialità, che finisce per far diventare importante ciò che è secondario e secondario ciò che è importante. Ogni giorno su Telepace 2 al canale 85 trasmetteremo in diretta il briefing di aggiornamento sui lavori del Sinodo che si concluderà il 28 di ottobre. L'appuntamento con il briefing è dalle 13:30 alle 14:30. Anche la giornata missionaria mondiale si rivolge ai giovani in linea con i contenuti del Sinodo. Con questi aspetti, questa sera parte su Telepace la nuova stagione di Missione Mondo, la rubrica che raccoglie le voci di tante persone, giovani e non solo, che portano nel cuore l'avventura dell'incontro con l'altro. Sentiamo. Siamo all'inizio del mese dedicato allo spirito missionario della Chiesa. Quest'anno la riflessione si intreccia con l'apertura del Sinodo dedicato ai giovani. Il titolo della giornata missionaria mondiale del 21 ottobre infatti è Giovani per il Vangelo. Lo slogan è stato scelto da Missio, l'organismo della CEI, e ha una duplice lettura. Innanzitutto si evince una valenza fortemente vocazionale in riferimento alla necessità impellente di giovani disposti a dare la vita per l'annuncio e la testimonianza del Vangelo. Dall'altra il richiamo alla freschezza dell'impegno ad gentes che riguarda le comunità cristiane nel loro complesso. La certezza che abbiamo, scrive Papa Francesco, è che la fede resta sempre giovane quando ci si apre alla missione. Citando l'illuminato magistero del suo predecessore, San Giovanni Paolo II, Papa Francesco ricorda che la fede si rinvigorisce quando si vive la missione da protagonisti. La missione dunque non è una questione, come dire, anagrafica. Si tratta di coltivare sempre e comunque un cuore aperto all'alterità, al mondo, un cuore capace di amare e di essere amato, affermando e testimoniando i valori del Regno. Come sempre, la Fondazione Missio ha realizzato un documentario che aprirà la nuova stagione di Missione Mondo, in onda a partire da questa sera sul canale 15 di Telepace, tutti i mercoledì in prima serata. Condotto da Don Siriac e Bigirimana, quest'anno la rubrica spazierà da un campo lavoro estivo di giovani in Costa d'Avorio, alle operazioni di Medici Senza Frontiere in Afghanistan, dalla Siria a Cuba, al Burundi, al Centrafrica e molto altro ancora. E a proposito di missione che non ha età, racconteremo la storia di una signora di Lavagna di 84 anni, volontaria per un mese in Burundi. Quest'anno la veglia missionaria diocesana si terrà nella chiesa di Carasco sabato 20 ottobre alle ore 21 a tenere la riflessione Don Paolo Bacigalupo, da un anno rientrato da Cuba, che affronterà il tema Imparare dalla missione. E ora veniamo in diocesi e parliamo della festa del santo titolare per la parrocchia di San Michele di Pagana. La messa è stata presieduta dal vescovo. All'inizio di settembre, lo ricordiamo, Monsignor Tanasini ha nominato Don Paolo Zanandreis amministratore parrocchiale. Da tempo la comunità sta mettendo in pratica una delle linee emerse dall'Assemblea Sinodale di giugno, l'apertura. Da una posizione privilegiata abbraccia il golfo e le comunità, un'apertura fisica che la parrocchia di San Michele di Pagana da qualche tempo sta riscoprendo come missione pastorale. Per la festa del Santo il Vescovo ha proprio ricordato una delle linee guida dell'Assemblea Sinodale, la comunione fraterna come testimonianza del Vangelo. Nessuno di noi è autorizzato a chiudersi su se stesso, che è un pericolo molto attuale.
Le nostre comunità spesso cadono in questa tentazione di autonomia, di distacco dagli altri, di presa di posizione addirittura nei confronti da cristiani. L'invito ad aprirsi è un percorso che per i fedeli di San Michele di Pagana è già iniziato con risultati che fanno sperare. Abbiamo aperto le porte della Chiesa e ci sono le persone che hanno desiderio di aprirsi e quindi vengono qui a casa aperta. È il nostro primo modo per incominciare ad aprirci. La messa è stata animata dal coro, formato da parrocchiani appassionati, una ventina, che negli ultimi mesi hanno messo il loro entusiasmo a disposizione della comunità. E questa è la cosa che più mi piace dire, chi può e chi non può, c'è molta unione, in questo momento siamo molto felici perché il risultato c'è stato, oggi è stata una bella festa. E poi ci sono i bimbi come Andrea che danno una mano a Don Zanandreis. Da quanto tempo vieni qui? Da 1 anno e faccio il chiorin. La chiesa intanto recupera l'antica luce, quest'anno sono state restaurate 3 opere del Maragliano e una di Bernardo Castello. Lavori in corso per la pala d'altare del Grechetto, copia dell'Adorazione dei Pastori. Altre opere si stanno impostando dei preventivi per la facciata, per le parti esterne della chiesa e successivamente si penserà a un luogo di accoglienza anche per le altre realtà locali. Per la cronaca, incidente oggi pomeriggio sul rettilineo di via 25 aprile a San Salvatore di Cogorno. Intorno alle 15:30 si è verificato uno scontro tra un'auto e uno scooter. Alla guida del mezzo a 2 ruote un ragazzo di 19 anni che ha riportato un trauma cranico e facciale. Dopo l'impatto il giovane ha perso temporaneamente conoscenza per una commozione cerebrale. Posto la Croce Rossa di Cogorno, il 118, il 19enne è stato portato in codice rosso con l'elicottero al San Martino di Genova. Questa mattina a Santa Margherita Ligure, durante un controllo dei carabinieri, 3 giovani sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di 2 studenti di 17 anni di Santa Margherita Ligure, trovati in possesso di 4 grammi circa e di uno studente di 19 anni residente in provincia di Milano con addosso 5 grammi di dosi. Durante lo stesso controllo 2 ragazzi sono stati segnalati per uso personale di droga, un 23enne di Rapallo trovato con 0,5 grammi di marijuana e un 19enne sempre grammi di hashish. Tutta la droga è stata sequestrata. Sono stati trovati in centro a Lavagna con 63 grammi di marijuana 2 stranieri di 25 anni residenti in provincia di Milano e sono stati denunciati dai carabinieri di Sestri Levante. Durante i controlli inoltre è emerso che non erano in regola con le norme sull'immigrazione, anche in questo caso droga sequestrata. Cambiamo argomento, la richiesta di una fiscalità che tenga conto dei reali introiti di una di battaglia del forum delle associazioni familiari. Piccoli passi avanti sono stati compiuti ma il cammino è ancora lungo. Recentemente si è svolto a Sestri Levante un seminario di approfondimento cosiddetto fattore famiglia. L'amministrazione ha mostrato interesse verso questo strumento e anche sulla stesura di un piano sociale condiviso, il servizio. È un principio di equità quello aderente al forum delle associazioni familiari a portare avanti e promuovere l'applicazione del cosiddetto fattore famiglia. Lo strumento fiscale applicato all'erogazione di prestazioni sociali e sociosanitarie è stato oggetto di approfondimento a Palazzo Fasce di Sestri Levante. Il fattore famiglia può essere utilizzato per calcolare il reale reddito disponibile di una famiglia nel valutarne possibili concessioni, scontistiche o quant'altro nell'accesso ai servizi, ad esempio. Però l'ISEE ha un problema, non rappresenta il reale familiare, quindi l'ISEE è uno strumento non adeguato a fare questo. Il fattore è studiato apposta per rappresentare il reale carico familiare e quindi in base a questo uno è in grado di accedere ai servizi a costi agevolati o no, a seconda di come risulta il carico familiare ovviamente, ma non solo, ma addirittura a livello anche nazionale potrebbe consentire, se venisse utilizzato questo strumento, di pagare le tasse in maniera più equa. L'attuale amministrazione di Sestri Levante in fase di campagna elettorale aveva mostrato interesse per le proposte mosse dal locale forum dell'associazione l'esigenza di una fiscalità che favorisca lo sviluppo di nuclei familiari e sostenga quelli numerosi. L'attenzione è concentrata non solo sull'ISEE ma anche sul piano sociale condiviso. Prevede la partecipazione della comunità alle scelte che poi un'amministrazione va a fare, che comunque deve sempre confrontarsi e soprattutto di chi vive il proprio territorio. Il fattore famiglia cosa comporterebbe per i cittadini? Quale vantaggio? Sicuramente un quadro più realistico della loro situazione, del loro potere economico, e questo naturalmente andrebbe sulle rette e sui servizi che vengono offerti alle famiglie.
Domani alle 5:16 del mattino riprenderà la circolazione sulle linee ferroviarie che erano state interrotte dopo il crollo del ponte Morandi. Alle 10 convoglio in uscita dal porto diretto verso il nord Italia. Sarà così ripristinata la circolazione sia dei passeggeri con 82 convogli al giorno che consentiranno di togliere dalla strada circa 1300 tir. Fino a martedì prossimo i treni subiranno un piccolo rallentamento per questioni di sicurezza per poi riprendere la normale velocità prevista. In questo modo viene ripresa l'offerta ferroviaria precedente al disastro. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di su turni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che hanno consentito di riaprire le linee. Per garantire la sicurezza, Rete Ferroviaria Italiana ha messo in opera anche una barriera, come chiesto dalla commissione di esperti che affianca il commissario per l'emergenza. Questa barriera è a 70 metri e alta 8. Torniamo sul territorio. Poco più di un mese fa avevamo documentato la situazione di degrado della strada di De Zerega nel comune di Coreglia Ligure. Come promesso dal sindaco, ora l'amministrazione interviene con i lavori di recupero in varie zone del territorio. Sentiamo l'intervista. Finalmente siamo riusciti a dare una risposta all'esigenza di tanti cittadini che giustamente ci chiedevano di mettere in sicurezza le strade, sia quella di Canevale sia quella di Valle Fredda. Abbiamo contratto un mutuo e in settimana sono partiti i lavori sulla strada comunale di Canevale e penso che settimana prossima si faranno quelli sulla strada sempre comunale di De Zerega fino al Passo della Crocetta. Quanto si stima possono durare i lavori? Una settimana a Canevale, una settimana a De Zerega abbiamo sistemato il fondo. Ha un rifacimento completo dell'asfalto? Questi comuni come Coreglia piccoli hanno risorse veramente scarse ed è un problema, sta diventando. Credo che allo centrale dovranno prima o poi rendersene conto che è impossibile, a meno che comunque sono importanti, dove la gente comunque vive a diritto ai servizi con questi tagli e queste scarsità di risorse. E quindi si tratterà soltanto di intervenire sui punti critici, ovviamente non l'asfalto completo, però credo che comunque alla fine dei lavori la strada sarà sicuramente percorribile con tranquillità e sicurezza. Gli altri interventi cosa riguardano? Entro fine anno abbiamo anche previsto altri 2 interventi, uno sulla pubblica illuminazione con ampliamento del numero dei punti luce, sulle frazioni di Pian dei Manzi, di Coreglia e di Canevale. Inoltre, con un finanziamento regionale di 4.500 euro, facciamo la pulizia di un rio, il rio Valle Fredda, che soprattutto nella parte terminale in confini col comune di San Colombano e sull'attraversamento della strada comunale potrebbe creare problemi per la fitta vegetazione che è cresciuta dentro l'alveo del fiume, quindi lo sistemiamo e lo rendiamo sicuro anche questo. Il comune di Zoagli ha avviato l'ultimo lotto di lavori in via Doge Vaccari, la strada che porta in locale di Rapallo. La CSP ha una spesa totale di 286.000 euro. L'intervento permetterà a residenti e turisti di raggiungere un importante punto di interconnessione, ma anche una delle zone più panoramiche. Inoltre, durante l'ultimo consiglio comunale è stata approvata la convenzione tra comuni per avviare la gara relativa ai lavori in via Castellaro, la strada ad anello che gira attorno alla galleria sull'Aurelia. Sono iniziati gli interventi per la realizzazione di un semaforo pedonale in via Parma a Chiavari. Sarà collocato all'altezza della scuola materna San Giovanni Bosco e della scuola elementare di Caperana. La zona la vedete in questa foto. Il nuovo impianto sarà a chiamata, prevede l'installazione di 2 pali semaforici, attraversamento con pulsante per la chiamata del verde da parte dei pedoni. L'intervento era stato più volte sollecitato dai genitori dei bambini che frequentano gli istituti. Sino alla fine dei lavori è interdetta la sosta nel parcheggio accanto alla scuola, mentre il traffico veicolare sarà regolamentato a senso unico alternato. Durante la giornata del creato di quest'anno, che si è svolta a Sestri Levante, si è tenuto un intervento del docente universitario di biologia marina Giorgio Bavestrello, che ha illustrato alcune delle conseguenze più tangibili dell'inquinamento umano sull'ambiente marino. Sentiamo. L'ambiente non è una risorsa illimitata. Noi lo possiamo sfruttare, ma entro certi limiti. Dobbiamo capire quali sono questi limiti e trovare il modo di non superarli. Questo il monito di Giorgio Bavestrello ai presenti nella chiesa di San Pietro in Vincoli. L'intervento del professore ha riguardato principalmente i cambiamenti che in questi decenni sono avvenuti nel nostro mare, indagando quali possano essere state le cause, dal riscaldamento climatico fino all'impatto diretto delle comunità costiere.
I cambiamenti sono stati veramente molteplici e a tantissimi livelli. Prima di tutto sono cambiate le comunità di animali, perché molte specie di pesci, ma anche di invertebrati, che una volta vivevano in acque meridionali, ora trovano le condizioni adatte per vivere anche all'estremo nord del Mediterraneo, dove si trova per l'appunto il Mar Ligure e Portofino. Altre specie addirittura sono penetrate dai mari tropicali, sia attraverso la soglia di Gibilterra, sia attraverso il canale di Suez, e si sono impiantate qui da noi. Naturalmente tutto questo ha prodotto dei riarrangiamenti dei rapporti nelle comunità marine. Poi gli effetti più impressionanti che ci sono stati proprio a partire dal 2000 sono state una serie di morie di organismi marini, la più impressionante di tutte proprio nella tarda estate del 1999, quando una massa di acqua calda sfiorò il Mar Ligure, uccidendo milioni di organismi marini. Per fare un esempio, il promontorio di Portofino era un sito tipico per la pesca delle spugne da bagno dei pescatori greci. In questo momento le spugne da bagno, a distanza di 20 anni, a Portofino sono totalmente estinte. Cosa possiamo fare noi per evitare il deperimento dell'ambiente marino? Le questioni sono a livelli molto diversi. Il riscaldamento globale è un fenomeno che dipende probabilmente da cause naturali, e anche quando ci si tratta di cause umane sono questioni che devono essere trattate a livello sovranazionale. Però noi possiamo fare molto invece per quello che riguarda le cause prossime. Molti dei nostri comuni costieri, per esempio, ancora sversano in mare liquami non trattati, oppure che della pesca ha raggiunto livelli probabilmente non sostenibili. Quindi insomma, su queste cause più prossime chiunque di noi può intervenire, così a livello più locale fino a livello personale. Siamo alla cultura, iniziamo dagli appuntamenti per la giornata di domani, li vediamo insieme con Francesca Caporello. Appuntamenti in agenda per giovedì 4 ottobre. Nella sala consiliare del Comune di Camogli si terrà un incontro di formazione sulla nuova direttiva della Giunta regionale che regola le attività di ristorazione, di pescaturismo e ittiturismo. L'inizio è alle 9:30. Dalle 9:30 alle 12 sarà visitabile il Museo del Merletto nella biblioteca di Villa Tigullio a Rapallo. Proseguono le mostre di fotografia a Sestri Levante, inseminazione, mitologia quotidiana in via dei Doganieri sono visitabili dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Invece, momenti estoni e incontro a Palazzo Fasce sono visitabili dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 17. È possibile visitare la Camera di Don Nando nel centro San Salvatore di Cogorno dalle 16 alle 18. Alle 19:30 al Teatro Comunale di Sori sarà presentata la stagione di spettacoli 2018-2019. Alle 20:45 invece, sempre al Teatro di Sori, Gabriele Vacis e Gianluca Favetto raccontano i maestri del teatro europeo. Inizia il corso di meteorologia e idrologia di base all'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli, alle 20 nella sede dell'osservatorio a Casarza Ligure. Domani sera si tiene il Consiglio Comunale di Rapallo, è stato integrato l'ordine del giorno con 2 punti, l'Assemblea è convocata per le 21 e prenderà in esame la nomina di un rappresentante del Consiglio in seno al Comitato di Gestione delle Strutture dell'Antico Castello sul Mare, ma anche il programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza per il 2018. Roberto Giordano, nominato lo scorso anno ambasciatore di Genova nel mondo, rappresenterà il capoluogo ligure alla parata del Columbus Day in programma lunedì 8 ottobre a New York. Questa mattina, lo vedete dalla foto, il sindaco Bucci gli ha consegnato la bandiera di Genova. Giordano sarà ospite dell'Associazione Liguri nel Mondo, che conta soci provenienti da diversi stati americani e rappresenta un punto di riferimento per i liguri della East Coast, la maggior parte dei quali genovesi, ma altri provengono anche da Imperia, Chiavari e Val Fontana Buona. Riprendono i corsi della Bottega della Musica al Villaggio del Ragazzo. Venerdì 5 ottobre alle ore 17 nella sala Open Music del centro di San Salvatore di Cogorno ci sarà l'inaugurazione del 19° anno di attività, durante la quale saranno presentati i corsi e si apriranno le iscrizioni. La Bottega della Musica non si limita a proporre lezioni di singoli strumenti, ma si pone come occasione di incontro di giovani musicisti, dunque facilitando la formazione di gruppi musicali. Uno spazio importante è riservato anche ai bambini attraverso corsi introduttivi a strumenti musicali e anche al corso di canto.
Andiamo sul sito teleradiopace.com per parlare del nuovo circolo fotografico chiavarese F11 che organizza un corso base di fotografia digitale. Gli iscritti saranno seguiti da 3 tutor che seguiranno un'innovativa metodologia di insegnamento. Il corso si articolerà in 12 lezioni serali, 3 uscite fotografiche dal 9 ottobre al 22 gennaio. Sul sito, come vedete, potrete trovare tutte le informazioni anche per prenotare. Concludiamo con una notizia di sport. 2 atleti della FIMA Chiavari sono partiti con le rispettive nazionali di specialità per svolgere una settimana di gare all'estero. Alessio Alessiani si cimenterà in Grecia con la tecnica mare canna da riva, mentre in Portogallo Simone Del Corso sarà impegnato nel surfcasting. Un motivo di particolare orgoglio per la società chiavarese che porta attraverso i 2 atleti il nome della città agli onori del mondo. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ricordo seguire la prima puntata della nuova stagione di Missione Mondo. Per tutte le altre informazioni continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata.